Era il 4 gennaio del 1969 quando presso la chiesa di San Vito a Favara una giovane coppia si stava scambiando le fedi nuziali ed entrambi, mano nella mano, si stavano promettendo amore per tutto il resto della vita. Oggi, 4 gennaio 2019, sono passati esattamente 50 anni. La coppia è ancora lì, insieme, unita da un amore ancora più grande. Nozze d'oro per i coniugi Angelo Castronovo e Giuseppa Costanza. Ne hanno percorse di strada insieme da quel fatidico sì, quando lui aveva 26 anni e lei 19. Bracciante agricolo e casalinga, i signori Castronovo e Costanza sono rimasti sempre uniti, tenendo fede a quel patto fatto 50 anni fa. L'amore, quello vero, non rimane mai infruttuoso e quello di questi coniugi gli ha regalato 2 figli, Giuseppe e Salvatore. Angelo Castronovo e Giuseppa Costanza oggi hanno anche la gioia di poter abbracciare 3 nipoti, Marcella, Angelo e Veronica. È sempre bello vedere questi esempi. Passa il tempo, passano giornate soleggiate e passano anche tempeste, ma ora, come 50 anni fa, l'amore della coppia è presente e anzi è cresciuto nel tempo. A loro, per le nozze d'oro e per il futuro, vanno i migliori auguri della famiglia, dei parenti, degli amici e di Sicilia TV.